Per ritrovare 284 contagi giornalieri bisogna tornare a metà gennaio. Il dato relativo ai casi positivi registrati ieri in Sardegna, letto da solo, segna una decisa impennata di contagi nell'isola. In realtà, analizzando l'intero quadro, si comprende come i tanti positivi in più siano legati a un grande numero di tamponi, oltre 21.000, effettuati nel corso dello screening di massa sardi e sicuri in 33 comuni del sud Sardegna. E sono più di uno i comuni sardi in cui attualmente si registrano focolai, a partire da Bosa, nel cui ospedale su 20 ricoverati, 14 sono risultati positivi al coronavirus, con conseguente trasferimento nei reparti Covid di Ghilarza, Alghero e Nuoro. A Samugheo un'ordinanza sindacale ha prorogato il lockdown fino al 6 aprile. Scuole chiuse a macchia di leopardo nell'isola, alcuni istituti a Cagliari, tutti gli istituti a Domus Novas e a Tempio Pausania e a Nuoro 3 classi in quarantena al liceo scientifico fermi per alcuni casi accertati di positività. Prosegue inoltre su tutto il territorio la campagna vaccinale, che nel fine settimana si è lievemente intensificata, portando questa mattina la percentuale di vaccini somministrati su quelli consegnati al 78,5%. Ieri a Oristano si è svolto il V-Day per gli ultraottantenni, che ha coinvolto 1.200 cittadini. E a Nuoro inizia oggi il turno di vaccinazione per i cittadini sotto gli 80 anni. A partire da mercoledì pomeriggio potranno essere convocate categorie di lavoratori considerati a rischio, mentre giovedì e venerdì sarà il turno di insegnanti e personale scolastico.